Il segno tangibile della moltiplicazione dei pani e dei pesci non è solo uno dei miracoli con cui il Signore si è manifestato a chi lo incontrava, ma anche il modo che egli ha scelto per prendersi cura delle persone che iniziavano a seguirlo, anticipando il grande dono dell'Eucarestia. Ha preso le mosse da questa considerazione la riflessione che Monsignor Alberto Tanasini ha proposto ai fedeli delle parrocchie di Chiavari in occasione della celebrazione del Corpus Domini. La Santa Messa è stata celebrata nella parrocchia chiavarese di San Giacomo di Rupinaro. La processione eucaristica si è snodata lungo le vie del quartiere del Ponente chiavarese fino al cortile della scuola Maria Luigia, dove si è tenuto il tempo di adorazione eucaristica. Nell'omelia Monsignor Tanasini ha invitato a non porsi di fronte al dono del corpo di Cristo come ad una abitudine. Noi questa sera siamo qui per dire: noi non vogliamo dimenticarci della meraviglia che il Signore ha fatto dandoci l'Eucaristia, dandoci se stesso. Da parte del pastore della diocesi poi un secondo invito, esplicitato in maniera particolare per i ragazzi che quest'anno hanno ricevuto per la prima volta il dono di Gesù Eucaristia, quello a non trascurare questo dono facendosi a propria volta pane spezzato per gli altri. E quel pane spezzato poi è anche un invito a che noi spezziamo il pane, noi pensiamo ai fratelli, noi condividiamo, come Gesù ha fatto, i beni che abbiamo, volendo bene, aiutandoci. Tutte le volte che lo facciamo, noi diamo un po' di noi stessi da mangiare e poi servendo l'Eucaristia. Quante volte è diventato così facile trascurare l'Eucaristia? Quante volte noi non veniamo alla messa e non ci rendiamo conto che rinunciamo al pane della vita. Ecco, è abbondante il dono di Dio. Non trascuriamolo.